Oderzo? Perché io ho scritto dappertutto Opitergium. Vabbè. È sempre questo. Sì, sì, sì. Grazie, grazie. Buongiorno signora. Cosa c'è di bello a Oderzo da vedere? Tanti monumenti, avete fatto la Piazza Grande, Sì. e il Foro Romano, Sì. e poi ci sono gli scavi anche in via Savonarola e quelle viuzze lì, ci sono Insomma, tanto belle da vedere, cose, perché sì. questa qua è una città di Marca. Chi era i romani una volta Sì, qua? sì. Ah, ho capito. Comunque siamo sul posto giusto, Oderzo. Piazza Grande. Vabbè. Mi raccomando, andare pian, stare attenti. Che ti ho messo la maglietta dell'Ana? Ecco. Tutto a posto, perfetto, non c'è problema. In giro per il mondo delle tanti partimo? pericoli. Ma che pericoli? Oh, mi raccomando, non bere, non bere. Appuntamento a Oderzo. No. Dove? Ah, Borgo Malanotte. Malanotte, 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 no! Si parte? Datemi una leva e solleverò il mondo! Vai! 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 Speriamo che adesso non si dà massa aria chi signori là. Inizia una nuova avventura dei balonari, il Veneto tra terra e cielo. Oggi voliamo sulla strada dei vini del Piave e l'epicentro è la città di Oderzo e il detto popolare dice Oderzo, città pascherso col Montegon de traverso, un punto perso nell'universo. La strada dei vini del Piave si snoda sulle sponde del fiume, protagonisti i vigneti che appartengono già alla Serenissima Repubblica di Venezia. Comandante Melis, anche oggi un bellissimo volo, una bella partenza, molto dolce come consuetudine con questo mezzo di trasporto che è la mongolfiera. È dolcissimo, stamattina abbiamo una brezzolina di 3 nodi, sono 6-7 km orari, stiamo andando verso il Piave e attraversiamo questa distesa di vigne. E sai che vigne sono queste? Ci sono moltissimi sono le varietà di vini in questa zona, ma questa in particolare, cioè vicino ad Ormelle, da dove siamo partiti, è la zona del Raboso, il famoso Raboso del Piave. Sì. Roberto è a Oderzo, non so se ci ha visto, se ci vede da là, non siamo molto lontani da Oderzo, adesso stiamo andando verso il ponte di Piave, mi pare. Sì, eccolo là il Piave. Scusa, un'informazione. Posso io? Sì, sono Oderzo. Siamo a Oderzo qua. Oderzo. Opitergium antica Obderk. Ma scusa un attimo, io sto cercando, qua è scritto sulla pianta, resti archeologici, piramide, mosaici, dove? Non si può trovarli? Qua a Oderzo ce ne sono un po' dappertutto, Oderzo è l'antica Opitergium, viene da Opter, vuol dire città di mercato, e quindi il mercato era sparso in tutta la città. In fondo ci sono ancora i resti mosaici che ritraggono appunto la vita di mercato di Oderzo, così vicino c'è la piramide dove ci sono i resti romani. Ecco, tutto questo fa di Oderzo una città importantissima sotto il punto di vista archeologico. Ma scusa, sono proprio questi i mosaici che si vede? Sì, proprio questi. Non vorrei essere indiscreto, mi accompagno perché ho paura di perdermi. Volentierissimo, ti faccio vedere tutto. Vabbè, eppure, visto qua, mi pare davvero che già visto, ha una faccia che non mi giunge nuova.
penserò. Eccoci arrivati. Allora, promesso, ecco qua, siamo arrivati al famoso. Questa è la pavimentazione della Villa Romana che si estende un po' in tutta l'area. Questi sono soltanto alcuni dei mosaici scoperti, e tanti altri invece sono raccolti presso il museo. Il museo pieno di anfore e altro, bellissime opere. E andiamo a vederlo. Va bene. Insomma, è molto interessante il connubio tra moderno, la modernità delle case, e l'antico, la storia sottoterra. Beh, Oderzo è così, scavando solamente 1 metro sottoterra si trova di tutto, da anfore a mosaici a tutto. Non sta a dirlo tanto massa in giro perché sennò dopo... Questo è vero, però è un bel gioiello. Eppure questo qua mi pare di averlo già visto. Non so dove, non mi ricordo, però mi pare di conoscerlo. Siamo partiti da Ormelle, questo centro agricolo appunto nella strada dei vini del Piave, e dicevo prima che questo itinerario nasconde tante bellezze, e poi appunto ad Ormelle c'è una piccola chiesetta appartenuta ai Templari, quindi XII secolo, antichissima. Sì, il mistero collegato ai Templari è un mistero un po' diventato di moda. Comunque la chiesa è una realtà, ed è una realtà particolare, quasi unica nel suo genere. Questa chiesa fa parte di un complesso più ampio detto Mason, costruito dai Templari nel XII secolo, e poi con la ricchezza successiva da parte dei Templari diventa sempre più ampia, tanto da diventare una Mason di importanza, di una delle Mason più importanti dell'Italia settentrionale. Qua, con la caduta e la disgrazia dei Cavalieri Templari, tutta la Mason passa ai Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, e poi detti Cavalieri di Rodi e di Malta, e quindi abbiamo l'epoca di gestione giovannita. Una caratteristica particolare che la rende quasi unica è che era completamente coperta di affreschi, sia internamente che esternamente. Di questi affreschi rimangono ancora parecchie tracce nella parte esterna, alcuni lacerti soltanto internamente. È rimasta come l'avevano fatto i Templari, però i Templari l'hanno fatta in più periodi. Infatti l'originale iniziale era a forma rettangolare con 3 absidiole. Poi, con l'aumento della ricchezza del potere della Mason, ci sono state delle aggiunte architettoniche, delle migliorie. La torre campanaria è stata addossata alla parete ovest, e poi è stato aggiunto anche il portico, che è una caratteristica tutt'oggi di questa meravigliosa chiesa. Ci è venuto a trovare un compagno di viaggio, abbiamo un deltaplano a motore che ci sta scortando, possiamo dire, è Massimo. Oggi è una grande festa del cielo, una festa dell'aria, con questi 2 mezzi che... inusuali, un po' strani. Attenzione, attraversiamo i fili. Allora, siamo quasi atterrati sul Piave, stiamo volando bassissimi proprio sul greto del fiume Piave, questo fiume che è un po' la spina dorsale della strada dei vini. Com'è volare a questa altezza sul Piave? A parte che il Piave è sempre un piacere, perché guarda che greto che ha, larghissimo, ma poi è pulita, l'acqua è ancora pulita, vedi l'acqua cristallina qua sotto. È un'acqua che secondo me bisognerebbe sempre conservare così pulita, guarda.
Guarda, qua sotto si può vedere benissimo l'acqua cristallina. Qua è un mare, questo quasi un lido favoloso. Tutte queste spiaggette, questi cumuli di ghiaino. Da bambino andavo a Candelù e facevo il bagno nel Piave. Sì. Allora, lì in fondo, proprio sul greto del fiume, a Ponte di Piave, c'è una piccola casetta rosa ed è la casa più amata da Goffredo Parise. Lui amava ospitare qui dei personaggi famosi, attori, scrittori, e tornava sempre in questo posto. Aveva una casa bellissima a Roma, altra a Bassano, però questo era il luogo che amava di più. Roberto è lì seduto, in quella panca dove Parise si sarà seduto molte volte, e si lascia avvolgere da una serenità che riempie l'anima e ti fa sospirare e sorridere. Siamo in un luogo dove sicuramente la pace e la tranquillità non manca e sicuramente questi sono stati anche degli ingredienti per Goffredo Parise, il noto scrittore vicentino ma trevisano di adozione, che proprio qui, Veneto come qui, proprio qui ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Sì, questa è la sua casa, lui la acquistò nel 70, la lasciò nell'82, 4 anni prima di morire, a Ponte di Piave, dove lui è sepolto. E noi l'abbiamo acquistata, io ed Enzo, l'abbiamo acquistata nel 2006 e cerchiamo di farla vivere così, come che Parise fosse ancora qui. Una casa dove Parise riuscì a scrivere pagine molto importanti nelle sue opere. Scrisse i sillabari, certamente, i sillabari vennero trasmessi telefonicamente come le testimonianze che noi abbiamo vengono trasmessi dalla casa qua. E non solo i sillabari, perché gli anni 70 erano gli anni dei viaggi di Parigi, ricordiamo anche l'eleganza e Frigida, quel viaggio in Giappone, quel libro bellissimo. Un luogo che rivive oggi grazie al vostro contributo, grazie al vostro impegno, per far sì che anche i giovani abbiano modo di verificare, di scoprire questo luogo che già da solo ti apre il cuore. Certo, noi cerchiamo di fare il possibile, cerchiamo di mantenerlo, ripeto, intatto, con il rispetto degli alberi, con il rispetto di ciò che ci sta intorno, perché crediamo e la nostra gratificazione, rendiamo visitabile, già ci sono delle collaborazioni con il comune, vengono delle scolaresche e comunque un colpo di telefono e insomma la casetta è visitabile. Allora, breve tappa della nostra mongolfiera a Candelù, giusto? Siamo a Candelù. Candelù di Maserata. Candelù di Maserata, con tanti amici che sono venuti a recuperarmi e ne daranno a ripartire verso Borgo Malanotte, dove che siamo diretti. Sentiamo qua subito una indigena. Come diciamo? Daniela. Daniela, che ti ho visto a mongolfiera da dove? Da casa. Da casa, ti sei subito precipitata per vedere cosa succedeva. Mai vista la mongolfiera a Candelù? Mai vista, ma comunque ho sentito che si ripeterà il tutto, anzi faremo un posto dove si caerà in mongolfiere, giusto? Per il prossimo anno. Vabbè, qua che abbiamo Tarcisio che ha 90 anni, ario qua, Tarcisio. Qua, te ancora con Billy su quanti hai detto? 89. Te mi dicevi che in 90 anni non ti hai mai visto una roba del genere. Cosa ti pare? Una roba meravigliosa. Perché adesso tutti quanti va via in aereo, va via in macchina. Se viene a Candiu e qua nel nostro, anche a viene qua. Sì. Maria Santa, è una roba compagna.
Stiamo atterrando nel luogo previsto, Borgo Malanotte, dove ci sta aspettando l'intera confraternita del borgo, insieme al paron del borgo Lucio Pizzinato, che sei anche Roberto. Eccoli tutti riuniti, ma vedo nelle mani di Roberto quella che somiglia a una bottiglia, penso che sia Lucio, vieni, dai, che è il vin, famoso vin del Piave. Lucio, te che anche i biceri. Eccolo qua un attimo, il famoso sta roba qua. Rosso Borgo Malanotte. Mi diria che se puoi fare un brindisi. Capitano, io da guidare, niente, barbaro. Allora, in attesa del creo che ne aspetta sicuramente dentro il borgo, fermo subito. Ecco qua. Ecco, e mi va una bottiglia per tutto l'equipaggio. Il vin della volta. Ale. Ci si beve. A Borgo Malanotte se venivo a aspettarmi anche il vicepresidente della giunta regionale Franco Manzano. Ciao Franco. Ecco chi che era, tutta oggi che mi domandavo che... Scusa. Allora, bellissimo sto borgo, però che c'è anche tante cose. Infatti che abbiamo visto un territorio ricco di storia, ricco di tradizione, ricco di mistero. Sì, qua è tanto mistero perché il mistero è sempre una roba che attrae moltissimo il nostro territorio. Lei tra l'altro un affresco a San Giorgio dove l'ultima cena ha ripreso appunto l'ultima cena, le figure cristiane cattoliche di Cristo, e sulla tavola c'è il famoso Raboso Piave, un vino assolutamente misterioso ma di eccezionale qualità. Quindi te lo volevo domandare cosa che se partì il mistero. Te quasi si vede. Il mistero della nostra parte si chiama Raboso Piave, però tutto ciò che attrae nel nostro territorio è anche ancestrale, quindi esce dalla nostra storia, dalla nostra cultura, qualcosa anche da scoprire in termini turistici e anche in termini enogastronomici. Il Raboso è un vino antico. È un vino antico, un vino eccezionale, un vino che sta avendo sempre più successo e vogliamo lanciare in maniera molto molto forte. Forza Raboso. Sempre. Ecco qua, caro Giancarlo Bardini, storico del Borgo Malanotte, che è un borgo storico, e l'origine di questo nome? Allora, deriva dal cognome dei nobili Malanotte, originari da Caldes, che verso la metà del Cinquecento si trasferiscono a Venezia per attivare e per incrementare i loro commerci. Qui a Tezze acquistano dal 1670 circa 300 campi di terra e poi realizzano questo borgo. È costituito da una parte la villa padronale con la chiesetta, 3 file di case parallele alla strada e dove abitavano circa 200 persone. E oggigiorno quante famiglie abitano? Adesso abitano circa 18 famiglie. È perché è durato circa l'attività, diciamo così, produttiva e di vita del borgo è durata circa 2 secoli e mezzo. Dal 1950 le case sono state cedute ai coloni e quindi è ricominciata un'altra vita. Guarda che accoglienza! Grazie ai nostri amici che ne ha accolto in una maniera veramente egregia, Superfin Balbo, sono emozionato, e intervistiamo, ecco qua che abbiamo assieme a noi Vittorio Bellussi, presidente della Strada dei Vini Piave. Allora, la Strada dei Vini Piave, che percorso è? Che itinerario è la Strada dei Vini? Allora, la Strada dei Vini è ampia, però questa qua è la zona, il territorio del Raboso, un territorio che parte da Oderzo e arriva fino a qui a Tezze, passando per Ormelle, San Polo, e comprende anche parte della zona di Ponte di Piave. Diciamo che il Raboso è un vino storico, caratteristico, autoctono qui del nostro territorio, e come tale noi abbiamo cercato di portarvi qui nel centro, nel fulcro della valorizzando zona. Chiaramente il prodotto e anche il borgo. Perché parlare del Raboso, infatti mi sono qua con Giorgio Cecchetto, che è uno dei soci fondatori della confraternita del Raboso Piave, e si qua con alcuni dei soci, perché confraternita è anche molto numerosa. Esattamente. Ecco. Più di 150 iscritti della confraternita, nata nel 1996 proprio qui nel comune di Vazzola, e si prefigge di Amore per Raboso.
Esattamente, di valorizzare e promuovere la conoscenza di questo antico vitigno che è il Raboso del Piave. Presidente, è qua che sarebbe ore da dire, da parlare, da decantare. Esatto, però ogni tanto bisogna concentrarsi su pochi Esatto. messaggi. E noi ci tenevamo oggi a presentare questa bottiglia, il Piave Malanotte, che ha un significato importante e maggior ragione presentarla nella sede del Borgo Malanotte. Da qualche anno il consorzio si è messo a lavorare e ha stabilito un nuovo disciplinare di produzione che dal 2006 è stato seguito in via sperimentale, ma dal 2008 è diventato ufficiale e si chiama Malanotte, il Raboso del XXI secolo con cui questo territorio vuole affiancarsi alle grandi eccellenze italiane per conquistare i grandi ristoranti, i grandi enoteche del mondo. Quindi dal Borgo Malanotte parte questa grande nostra ambiziosa avventura. Ma insieme a Raboso, cosa sai che si può beccoare, caro Lucio, Lucio che è il presidente del gruppo del Borgo Malanotte. Niente, noi ci siamo appoggiati come gruppo Borgo Malanotte ad alcuni produttori locali che fanno ancora i prodotti in maniera tradizionale proprio, soprattutto gli insaccati, e anche il formaggio sono dei prodotti fatti qua dalle nostre latterie, dalle nostre salumerie locali, e li presentano praticamente come una volta, il formaggio, il vino e i salumi, non esageratamente speziati come in altri posti, ma proprio tradizionali nostri. Insomma, che abbiamo capito che da qualsiasi parte che te vaghi, in ogni cantone, che c'è qualcosa di buono e di bello. Perché questo è il Veneto. Tra terra e cielo.